non per la sulla chiusura. TAV cosa ne pensa invece? Io per la TAV l'ho sempre detto, ho fatto un ordine del giorno col quale appunto la TAV deve esistere, questo è il pacifico, lo sviluppo ci vuole, inutile che in TAV ognuno può dire la sua, ma io non concordo. Ecco. Vogliamo sapere cosa ne pensa Bertoncello? Vabbè, Bertoncello pensa come penso io. Andiamo del servizio, Certo. regia, dopo rientriamo in studio e chiedo altri 10 secondi di parere telegrafico a Piero Lambuschi per commentare assieme l'intervista. Prego. Parliamo di TAV con Antonio Bertoncello, sindaco di Portogruaro. Ci sono forti preoccupazioni anche nel nostro territorio. C'è stata un'assemblea molto partecipata, assemblea costituita da persone preoccupate o curiose secondo lei? Ma diciamo che la sala del Caminetto tiene 150, 130, 150 persone, l'iniziativa dei comitati era allargata a un territorio molto ampio, c'erano presenze anche importanti da fuori di Portogruaro, uomini politici, rappresentanti di amministrazioni. Comunque è stata una riunione molto importante che ha avuto un suo significato, nel senso che ha posto all'attenzione una come posso dire, idea diversa di TAV. Il Comune di Portogruaro ha votato un ordine del giorno all'unanimità, alla presenza anche dell'assessore delle infrastrutture, Pier Giovanni Mecchia, alla palestra, e in questo ordine del giorno è previsto che l'amministrazione comunale di Portogruaro assecondi, voglio dire, pur essendo contrari al tracciato basso, cioè quello sud del tracciato stesso della TAV, ma era disponibile a un tracciato diverso. Si trattava di valutare quello a impatto minore o sulla linea storica o sulla autostrada. Il commissario attuale, dottor Mainardi, ha dato anche la disponibilità di venire a Portogruaro e discutere. Pare anche di capire che sia intenzionato a utilizzare la linea storica, cioè la sede attuale, quindi mi pare che la posizione del Comune di Portogruaro sia molto limpida. Che cosa ne pensa dunque Piero Lambuschi? Abbiamo sentito che il sindaco Bertoncello è d'accordo se non altro sulla TAV. Io ho sempre portato avanti il tracciato basso. Sulla TAV però sì, patrocina il Comune anche queste iniziative. Il convegno della settimana scorsa ad esempio è stato un fuoco incrociato, un po' di polemiche. Ma forse è stato un po' esagerato anche il fuoco che c'è stato. Possiamo dire dunque Lambuschi che lei e Bertoncello finalmente siete d'accordo su qualcosa? Io sono sempre per tracciato basso come il mio assessore Renato Chiso. Bertoncello ancora col tracciato basso? Io sono sempre d'accordo per il tracciato basso per non abbattere le abitazioni di Portogruaro. Ci sono 1500 abitazioni che verranno abbattute col tracciato alto. Punto, non altro. Vabbè, ma se scorrerà la TAV sulla linea ferroviaria esistente forse non si metterà mano alle case o no? Devono rimanere una distanza minima di 30 metri, quindi veda lei quante case devono essere abbattute. Ringraziamo dunque Piero Lambuschi, andiamo avanti con il giornale, rimanga ancora per qualche secondo.